Ciao ragazzi e benvenuti alla gelateria Rigoletto. Questa gelateria è qui dal 1954. 55 anni fa la famiglia del signor Rigoletto la aprì e noi l'abbiamo rilevata nel 97. Da allora abbiamo cercato di mantenere la stessa impostazione nei gusti e soprattutto nel tipo di lavorazione. Oltre ai gelati noi facciamo anche le granite in estate a seconda di quella che è l'offerta della stagionalità della frutta. Mentre i gelati i gusti sono 26, oltre ai classici cioccolato, nocciola, stracciatella e la buonissima crema, abbiamo poi qualche gusto particolare come la pera col cioccolato, che è un sorbetto di pera con i pezzi di cioccolato come la stracciatella, e la ricotta stregata, che è gelato alla ricotta con del pan di Spagna bagnato nello strega. La caratteristica di questa gelateria è la lavorazione a freddo. Intendo non pastorizzare gli ingredienti e miscelarli freschi così come vengono forniti dai nostri fornitori scelti. La prima fase di lavorazione è la miscelazione. In questa fase gli ingredienti vengono miscelati direttamente nel tino di maturazione, quindi latte, acqua, zucchero, destrosio, latte in polvere, nel nostro caso fior di latte si usa del latte in polvere, e degli addensanti che in questa gelateria sono farina di semi di guar e farina di semi di carrube. Per la produzione dei sorbetti noi utilizziamo della frutta fresca, dell'acqua e uno sciroppo di zucchero che produciamo noi, in modo poi da ottenere quel gelato cremoso che siamo abituati a mangiare in questa gelateria. Quello che avete visto è la produzione di un buon gelato artigianale. Adesso sapete dove trovarlo, a Rigoletto.